In questo numero, Portogruaro 3 punti d'oro per la salvezza. In prima categoria la Giulia non vince più. Il Gruaro non molla. Portogruaro femminile, è l'ora della verità. Il punto sui campionati di basket. In promozione la Fossaltese torna a vincere. Questa settimana obiettivo sugli under 13 del progetto Energy. Per il volley Concordia brilla con Jesolo. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Quando si dice che i veri valori in campo non vengono a galla prima di febbraio, non è mai un caso. Sono tante le variabili da prendere in considerazione ed in grado di incidere nel contesto di un girone di ritorno sempre più complicato, cambiando gli equilibri o comunque mescolando nuovamente le carte. Nei campionati veneti la 21esima giornata è stata la perfetta sintesi. In eccellenza, dopo innumerevoli occasioni gettate al vento, il San Donà ha completato l'aggancio al vertice ad una Piovese che, come poteva essere messo in preventivo, domenica non ha avuto vita facile a Martellago. Sul campo dell'Istrana, al cospetto di quella che è stata per una gran parte della stagione la seconda forza del campionato, i sandonatesi hanno offerto una grande prestazione, confermando tutte le potenzialità di una squadra costruita in estate per puntare al massimo degli obiettivi. Gli uomini di Mister Pasa adesso hanno tutte le carte in regola per provare a prendere il volo. Anche in promozione quel che era stato pronosticato in estate si sta concretizzando. Il Fontanelle è caduto sul campo di un caro della salute finalmente continuo, in grado di chiudere l'annata con l'obiettivo di prendersi il maggior numero di soddisfazioni possibili. La capolista adesso è insidiata a 2 punti da un Porto Mansuè che, confermando le indiscusse potenzialità, ha avuto la meglio su un Treviso che giocoforza dovrà abituarsi all'idea di giocarsi ogni carta ai play-off e ancor più nel Trofeo Veneto, dove i portacolori della Marca si sono qualificati per la semifinale. In casa Portogruaro il successo con il Lovis Presiano ha rasserenato l'ambiente, che ha potuto così lavorare nell'arco della settimana con maggior tranquillità in vista della prossima sfida con la Cenerentola Unione Sile. I Granata hanno nuovamente guadagnato 5 punti di vantaggio sulla zona play-out, uscendo forse in via definitiva dalle acque torbide della bassa classifica, ma ciò non significa abbassare la guardia e di questo la squadra ne è pienamente consapevole. E per noi oggi era importante i 3 punti, al di là del mio gol o chiunque avesse segnato, era importante fare i 3 punti e ci siamo riusciti. Abbiamo lottato tutti insieme, quindi non abbiamo fatto niente, perché ancora la salvezza è lontana e dobbiamo pensare che bisogna salvarsi prima di pensare ad altre cose. Ecco, questo è un ragionamento fra virgolette molto onesto. Il tifoso portoghese ha altri sogni chiaramente, però è giusto guardare in faccia la realtà. Oggi però si è vista una squadra molto unita e che aveva assolutamente voglia di conquistare questi 3 punti. Sì, ma noi penso che non abbiamo mai avuto problemi di gruppo, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna probabilmente, tanti infortuni, anche io ho avuto un po' di problemi. Il Cerve anche è stato fuori parecchio e un po' tutti quanti hanno avuto qualche problemino, quindi si sa che ripetere l'annata precedente non era facile, il livello quest'anno si è alzato, la realtà è che adesso dobbiamo pensare a salvarci e poi vediamo cosa avverrà, ma il primo obiettivo deve essere quello, insomma. Intanto l'ennesima sconfitta subita dal Conegliano in quel di Caerano è stata fatale al tecnico portoguarese Sante Bernardo, sollevato dall'incarico all'indomani e sostituito da mister Vanni Moscon, vecchia conoscenza del calcio del Veneto orientale per aver guidato alla salvezza la Fossaltese del presidente Ciro Astarita alla sua prima esperienza nel campionato di promozione. Moscon eredita una situazione piuttosto complicata con i giallo-blu in caduta libera, sempre sconfitti nel 2018 ed ormai invischiati nel pieno della zona play-out. In prima categoria la capolista Giulia Sagittaria ha confermato di attraversare un momento di evidente flessione. I concordiesi hanno mantenuto l'imbattibilità in campionato, ma questa volta davanti a un Marcon in grande condizione hanno rischiato davvero grosso, vedendo adesso il proprio vantaggio ridotto a 7 punti su un Fossalta Piave che, dopo aver superato a pieni voti anche l'ostacolo Bibione, incomincia a crederci.
Mister, teniamoci stretto a questo punto. Sì, buonasera a tutti. Sì, mi tengo stretto a questo punto, anche se noi sapevamo la difficoltà della partita di oggi, lo sapevamo bene dall'inizio, sapevamo che il Marconi è una squadra in salute, è una squadra che sta bene, una squadra che si è rinforzata a dicembre e che ha cambiato alcuni giocatori, dunque sapevamo che oggi era molto difficile, dunque mi tengo stretto a questo punto, sì. Ecco, diciamo che è stato un primo tempo dove voi avete giocato sottotono, soprattutto a centrocampo gli avversari erano costantemente in anticipo. Sì, diciamo che quando incontri una squadra che non gioca e si mette in campo solo per disturbare il tuo di gioco è un po' difficile creare qualcosa. Comunque ogni squadra ha le sue caratteristiche, non discuto, abbiamo fatto fatica sì, perché giocando a uomo a tutto campo era un po' difficile anche trovare gli spazi. Comunque merito loro e noi cercheremo di lavorare di più per cercare di migliorarci, ecco, tutto lì. Ecco, cos'è cambiato rispetto a qualche mese fa? Ma no, non è cambiato niente, resto dell'avviso che ci sono squadre più forti di noi sicuramente e noi stiamo facendo un super campionato e continuo a dirlo. Ci sta che si possa perdere qualche punto per strada contro squadre che comunque, ripeto, vengono qui in casa nostra a difendersi e cercare di giocare in contropiede è anche un po' difficile, però questo è il calcio, prendo atto, dunque non ero preoccupato prima, non sono preoccupato adesso e avanti tutta e cercheremo le ultime 9 partite che mancano di fare il massimo per poter raggiungere l'obiettivo finale. Siamo venuti qua per vincere, nel senso che siamo in un periodo positivo, la squadra sta bene e siamo venuti a giocarci le nostre carte in quanto dobbiamo sperare nei playoff e quindi questa era l'opportunità per accorciare un po' la classifica. Sapevamo la caratura dell'avversario, però penso che oggi secondo me abbiamo perso 2 punti perché la squadra ha meritato il risultato, ma ha meritato forse di portare a casa tutta la posta intera. Avete sprecato molto, soprattutto nel primo tempo. Sì, nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 situazioni limpide dove le abbiamo, come dice lei, sprecate. Poi il secondo tempo con l'infortunio di Piccoli che ci dava un po' le geometrie abbiamo un po' sofferto nel gioco, nelle nostre geometrie, nei nostri movimenti, però siamo andati in vantaggio e un po' bravo il portiere, ha fatto quel miracolo sulla punizione che altrimenti la partita era chiusa, però il calcio anche questo e così non posso dire niente ai miei ragazzi, hanno fatto la partita quasi perfetta. Ecco, si punta ai playoff, ma con questo Fossalta che veramente viaggia col vento in poppa sarà difficile anche che si disputino. Sì, noi meglio di così non possiamo fare perché attualmente il giro di ritorno saremo secondi in classifica perché Fossalta vince sempre. E d'altronde bravi loro, adesso avremo scontro diretto in casa nostra, speriamo di accorciare sta classifica nel frattempo, però loro evidentemente sono un'altra squadra importante con un'ossatura importante e meritano la classifica che hanno. In coda la Fossaltese continua ad onorare il campionato. A Badoere, al cospetto di una delle formazioni in corsa per i play-off, i biancoverdi di mister Massimo Marzola hanno strappato un buon pareggio, confermando di essere diventati un osso duro per qualsiasi squadra. I play-out restano comunque sempre un miraggio, ma almeno in vista della prossima stagione vi è la consapevolezza di aver imboccato la strada della rinascita. Per il Polton Crepaldo di mister Tonino Conversano la corsa verso la salvezza si fa sempre più complicata. Contro il Postioma i crepaldini erano attesi ad una reazione che invece c'è stata solo in parte e non è stata assolutamente premiata. Pur lottando ad armi pari si sono dovuti inchinare in piena zona Cesarini perdendo una gara che dopo averli visti gettare al vento nel primo tempo un calcio di rigore con Miolli era stata recuperata con fatica pur in inferiorità numerica. Le partite da giocare sono ancora tante, c'è tempo e modo per recuperare, ma adesso diventa importante guardare anche al divario che non deve dilatarsi oltre il consentito per non correre il rischio di vedersi tagliati fuori dalla regola dei 7 punti. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.
Unico campionato ad essere virtualmente deciso per quanto riguarda la promozione diretta è la seconda categoria. Il Parmaggiore ha ribadito la propria superiorità anche a Lugugnana, allungando ulteriormente in classifica su un San Stino che si è inchinato allo Jesolo. 13 adesso sono i punti di vantaggio dei Blaugrana, il che dà il via al conto alla rovescia per i festeggiamenti. Anche in coda il verdetto sembra essere virtualmente scritto, gli ultimi successi hanno tolto ormai quasi fuori dai giochi il Cainiga e la Giussaghese, quest'ultima a segno nello scontro diretto con un Telio Veneto che in tal modo continua il digiuno in fatto di vittorie ed incomincia ad abituarsi all'idea di doversi giocare la salvezza ai play-out, che ormai appaiono sempre più un fatto esclusivo anche per Gruaro, Lugugnana e Sindacale. Sì, eravamo preparati al fatto di un campionato con una certa difficoltà, perché avevamo una squadra e abbiamo una squadra molto giovane, la squadra più giovane del nostro girone, e quindi sappiamo, ma non molliamo perché siamo consapevoli dei nostri mezzi e contiamo molto sulla crescita dei nostri ragazzi. Molti di loro hanno accumulato un'esperienza in queste gironi d'andata, in queste prime 20 partite, che ci fa ben sperare, insomma, che le possano mettere la loro esperienza nelle ultime, insomma, quelle più che diventano importanti. Ecco, appunto, una squadra sì giovane, poi però a dicembre l'avete rinforzata con qualche elemento di maggiore esperienza. Sì, sicuramente abbiamo inserito Luca Longato, che è un ragazzo che ci può dare sicuramente l'esperienza dei suoi 30 anni, però poi l'altro rinforzo è Marco Delle Vedove, che è un 98, quindi talentuoso, del paese, quindi che ha magari un senso di appartenenza che altri non possono avere per ovvie ragioni, ma insomma sicuramente abbiamo alzato il livello, però insomma non abbiamo sicuramente aumentato l'età media. Gruaro, che guarda ovviamente alla salvezza, e poi il futuro? Beh, questa è una bella domanda, questa è una gran bella domanda, Andrea. Noi siamo ben concentrati e siamo un tutt'uno con i mister, che sia Gabriele Suto che Claudio Rorato sono da noi già da alcuni anni, siamo in simbiosi sul far crescere questi ragazzi, e poi tireremo le somme, diciamo, da maggio, visto che il campione speriamo farle i primi di maggio, il che significa che avremo raggiunto l'obiettivo salvezza prima dei play-out. Un campionato che in effetti, togliendo un po' il Parmaggiore che ha fatto una corsa a sé, poi ha espresso una mediocrità generale, diciamo che è un po' frutto anche di quello che è un po' la situazione nel Veneto orientale a livello, se vogliamo, di idee, a livello dirigenziale. Ma sicuramente è un fatto culturale principalmente, ma anche di competenza, perché se andiamo a vedere i numeri, che sono gli unici che poi alla fine contano, sia quest'anno ma anche negli anni scorsi, e anche a livello giovanile il portogruarese dal punto di vista proprio della qualità, diciamo, è agli ultimi posti, e noi siamo tra questi, e lo dico, sì, lo dico con autocritica, però se non c'è una voglia di collaborare, di mettere un po' da parte alcuni pensieri, alcuni campanili, obiettivamente sì, cioè, ci stiamo scavando un po' la fossa da soli, fondamentalmente, ecco questo. Infatti bisogna far squadra nel limite del possibile, in sostanza, soprattutto a livello giovanile a questo punto. È ovvio che con una riduzione delle nascite e con un numero di offerte sportive maggiore, il calcio negli ultimi anni sia lo sport che abbia avuto una contrazione maggiore, lo dicono anche le statistiche che ci vengono fornite ogni anno, insomma. Per cui se noi società, noi dirigenti non siamo illuminati, ma vorrei dire, insomma, più che altro non sappiamo leggere queste cose qua, è giusto che, insomma, abbiamo anche questi ritorni, questi risultati, dopo tutto ce li stiamo cercando, ecco, insomma. Anche in terza categoria il mezzo passo falso del Silea con il Basargaglia ha rimescolato le carte al vertice. Vincendo 3-2 con il Lido Jesolo, il Cessalto ha infatti accorciato ad una sola lunghezza il divario dei primi della classe ed è pronto a darne l'assalto sin dalla prossima giornata, quando affronterà il Casier, mentre il capolista sarà ospite del Lido in una gara tutt'altro che scontata. Bene la Vigor, che passo dopo passo si è portata a 2 lunghezze dalla zona playoff.
In Serie D femminile, pur privo di 5 titolari, il Portogruaro alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta invernale ha timbrato il successo in quel di Gainiga. Le Granata si sono imposte per 4-2 grazie alle doppiette di Aurora Finotto e Giorgia Fullanis, risultato che permette loro di mantenere la vetta a braccetto con i futuro giovani. Sì, è stata una partita dopo quasi 2 mesi di fermo. L'inizio è stata un po' dura, diciamo, però siamo andati sotto di un gol, però siamo state brave subito a rimontare, non ci siamo battute, anzi il gol preso ci ha fatto coraggio e siamo riusciti a portare a casa 3 punti molto importanti. E adesso aspettiamo la partita di domenica prossima, sarà una partita dura, noi ce la metteremo tutta. Abbiamo qualche infortunio, però ce la metteremo tutta. Infatti in campo col dente avvelenato, visto che sono state le uniche a battervi nel girone d'andata. È un motivo in più per vincere domenica. È il primo di un paio di appuntamenti importantissimi, avrete poi l'altro scontro diretto con il futuro giovane, qui si deciderà veramente la vostra stagione. Sì, noi ci giochiamo partita per partita perché è inutile pensare a tante partite su tutto l'insieme. Ci giochiamo ogni domenica la partita e sperando sempre di portare a casa 3 punti. Ce la metteremo tutta, speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Ancora una giornata pro Caorle in Serie C Gold. I gialloblu di coach Ostan, centrando a Verona il 7° successo consecutivo, hanno consolidato ulteriormente la seconda piazza in condominio con Monfalcone e più in generale la posizione nei play-off. In classifica hanno staccato anche Oderzo, caduto sul campo dello Jadran. Domenica al Palamare arriva il Mestre, quintetto che sta attraversando un ottimo momento di forma, reduce dall'affermazione sul parquet dello Jesolo. Per Caorle sarà un'ulteriore occasione per dimostrare il proprio valore. Nel girone Flebus della Serie D friulana continua il campionato a sé stante del sistema basket Pordenone, che si è sbarazzato senza alcun tipo di problema di Rorai. Classifica praticamente immutata, avendo vinto tutte le squadre di testa, compreso Aviano, passato con facilità a Portogruaro, nonostante i giovani Granata di coach Romanin abbiano gettato in campo tutto quanto era nelle proprie possibilità. Domenica per Portogruaro trasferta impossibile a Sacile dell'ex capitan Chiesurin, aspettando le gare più abbordabili per provare, ma non sarà affatto facile, cancellare lo 0 dalla propria classifica. Nel girone pordenonese del campionato di promozione tutta l'attenzione è rivolta alla coda, alla lotta per evitare le ultime 2 posizioni che spalancano le porte ai play-out. Una battaglia senza esclusione di colpi che vede coinvolte anche il BVO Annone Veneto, caduto in casa con il Fiume, e Balonsesto, che invece è andato a prendersi una grande boccata d'ossigeno nello scontro diretto in quel di Fontanafredda, regolando i pordenonesi per 53-58. Al vertice invece la pallacanestro Fossaltese ha ripreso la marcia dopo l'inatteso scivolone del turno precedente sul campo del Torre, vincendo con Sacile in una partita mai in discussione. I fossaltesi ad ogni modo pensano già ai play-off da seconda classificata, avendo ormai ben poche possibilità di colmare il divario che li separa dalla capolista Spili Basket. Purtroppo l'ultima partita fuori casa è stata nefanda, perché perdere 2 punti così in questo momento non è stata una buona cosa. Per fortuna il Torre è indietro in classifica, è importante segnare il solco con le squadre che sono più vicine, quindi il Sacile è una squadra di classifica medio-alta ed era ottimo fare una vittoria qui in casa.
Fossalta resta inviolata nel suo palazzetto, e questo è importante anche per il morale. Teniamo conto che abbiamo alcuni giocatori che sono fuori, altri che li stiamo recuperando solo oggi, come Mattia Ronchi, che per noi è un giocatore fondamentale. Infatti stasera il suo apporto si è visto con 6 canestri di seguito in un momento fondamentale della partita, e sporcando alcune palle agli avversari. È stata una cosa ottima. Avversari a cui vanno i miei complimenti, perché è una squadra che non molla mai veramente e merita la posizione in classifica che ha, forse anche dovrebbe avere un paio di punti in più. Comunque classifica che per quanto riguarda le primissime posizioni ormai sembra delineata. La classifica sembra delineata, sì, noi ormai abbiamo avuto quei passi falsi, abbiamo perso lo scontro diretto a casa dello Spilimbergo, quindi anche vincendo la partita qui il primo posto sembra irraggiungibile. Per noi in questo momento è fondamentale mantenere e accrescere la nostra forma in vista dei playoff, e non fare altri passi falsi per mantenere saldo il secondo posto. Avete provato nell'ultimo quarto a raddrizzare questa partita, non ci siete riusciti? Sì, purtroppo sapevamo dei loro punti di forza dall'arco. Abbiamo avuto un passivo iniziale che ci ha tagliato un po' le gambe sin dall'inizio, non ci saremmo mai aspettati, però diciamo che sì, alla fine ci abbiamo provato, ma abbiamo tirato fuori l'orgoglio quando ormai era quasi già andata la partita. Siamo arrivati lì a meno 6, meno 7. Ci abbiamo provato, ma il margine, il vantaggio era veramente ampio, e abbiamo fatto quello che potevamo. Abbiamo messo un po' di orgoglio, come dicevo, però purtroppo l'ultimo quarto non è bastato. C'è una formula del campionato che quest'anno vi permette di andare tranquillamente ai playoff. Qual è il vostro reale obiettivo? Beh, essendo una neopromossa, secondo i bookmakers non saremmo neanche mai arrivati dove siamo attualmente. Però ecco, quello che ci dà forza è stato appunto il gruppo coeso già da diversi anni. Lo zoccolo duro della squadra è rimasto quello che era, ci sono stati diversi innesti che ci hanno dato appunto una mano per fare quello che stiamo riuscendo. Alla fine siamo tra le prime 5 posizioni a pari merito con Maniago. Poteva essere una bella partita oggi se avessimo guadagnato 2 punti per staccare ancora di più le dirette concorrenti. Il progetto Energy continua senza drammi quando si perde, facendo sempre tesoro degli errori commessi per crescere, e con la ferma convinzione di aver imboccato la strada giusta per migliorare il livello generale del basket del territorio. Un gruppo di grande speranze sono gli Under 13. Fisico prestante, tanta voglia di vincere, i giovani in Granata si sono qualificati con largo anticipo alla seconda fase. Questa settimana li abbiamo seguiti nel match clou del proprio campionato con il Fiume Veneto. È andata male, ma il giudizio non cambia. Sicuramente oggi non abbiamo espresso il massimo di quello che possiamo dare. Complimenti a loro che hanno dimostrato sia l'andata che il ritorno di essere in questo momento forse un gradino sopra noi. Noi, come per tutto il settore giovanile, continuiamo a lavorare in totale serenità con l'unico obiettivo che è quello della crescita dei ragazzi. Sicuramente a questa età qui è più facile incappare in giornate no, l'importante è che questi ragazzi continuino con entusiasmo. Pensiamo di avere una buona base su cui lavorare, e su quella continueremo a farlo. Infatti ragazzi che fisicamente sono anche prestanti, quindi sicuramente è un qualcosa che lascia ben sperare per il futuro. Certo, sicuramente avere una squadra fisicamente interessante sicuramente aiuta. In questa fase probabilmente non aiuta moltissimo, perché chiaramente l'aspetto coordinativo in alcuni elementi ovviamente viene un po' a mancare, però ripeto, non c'è nessuna fretta, nessuna pressione da parte della società. Siamo consapevoli di avere un gruppo fisicamente interessante, tecnicamente discretamente pronto, e su questo andiamo avanti a prescindere dagli incidenti di percorso che possono capitare, ma a questa età qui è assolutamente normale.
Comunque, al di là della sconfitta odierna, squadra che è già matematicamente sicura di partecipare alla seconda fase? Ovviamente siamo qualificati assieme a Fiume per la seconda fase, è una seconda fase in cui ci vedrà incrociare le prime due dell'altro girone, da cui partiremo per un girone tutti a 0 punti, ma è relativo rispetto alla crescita dei ragazzi. Noi abbiamo raggiunto un micro obiettivo che è quello di qualificarci per la seconda fase a 4. Dobbiamo e vogliamo provare ad alzare l'asticella, ovviamente. In 2 piangono, le altre 4 sorridono. Questo è il bilancio dell'ultimo weekend del volley nel Veneto orientale, dove a cadere senza possibilità di replica è stato in Serie C femminile il Volley Stanstino, battuto per 3-0 dal Medeo Acus. Juventine mai in partita, come testimoniato dai parziali di 25-20, 25-18, 25-15 sortiti, risultato che comunque non compromette quanto fatto di buono fino a questo punto della stagione, valso una tranquilla posizione di classifica. Dalla C maschile le note positive: nel girone A il Volley Team Club è andato a vincere ad Occhiobello, un 3-0 approfittando della contemporanea sconfitta del Bassano a Padova, servito ai sandonatesi per la conquista del secondo posto, alle spalle degli ormai irraggiungibili vicentini del Faizanè, andati a vincere al tie break a Padova. Nel girone B, a calcio in vetta del Portoguaro, i biancoverdi hanno dovuto faticare oltremodo per avere la meglio del Duca San Giusto in una partita che si era messa male, con gli ospiti in vantaggio per 2-7-0 e che i ragazzi di coach Pilot sono riusciti a trascinare al tie break vinto 15-10. Portoguaro primo, sfruttando il turno di riposo della Duna Volley, ma raggiunto adesso dal Povolaro, che ha inflitto un secco 3-0 al Piove, come dire che per confermarsi in vetta ci sarà da lottare alquanto. In D femminile vittorie per Rimocco Sandonà con il Feltre e per Concordia nel derby tutto veneziano con lo Jesolo. Per le biancorosse di coach Federico Zago, andate a segno con relativa facilità, è stata una notevole boccata d'ossigeno in ottica salvezza alla vigilia di una sfida impossibile contro la capolista Grifone, da affrontare a mente sgombra, con lo spirito di chi non ha niente da perdere e tutto da guadagnare. La corsa per la salvezza è ormai tutta incentrata su Feltre, con pagine che nel prossimo turno se la vedrà nello scontro diretto proprio con Jesolo. Dopo un primo set dominato da parte nostra, anche grazie ai tanti errori della squadra avversaria, secondo set forse abbiamo peccato di presunzione e abbiamo subito un duro break iniziale che non siamo più riusciti a recuperare. Poi il terzo set, probabilmente il miglior set giocato quest'anno a livello qualitativo di gioco, abbiamo portato in porto, mi sembra 14 punti. E l'ultimo è stata, come ci aspettavamo, una battaglia, siamo andati avanti pari punti fino al 18, poi siamo riusciti a trovare l'allungo decisivo. Comunque era importante, insomma, ottenere questi 3 punti che vi tengono sempre aperta la speranza di riuscire ad agganciare il Feltre. Assolutamente sì, intanto di allontanare loro, cioè lo Jesolo, che era il nostro primo obiettivo. E adesso ovviamente non basteranno solo i nostri risultati, dovremo seguire anche quelli delle squadre avversarie, ma sono convinto che siamo partiti nel girone di ritorno con il passo giusto e se continueremo in questo modo le squadre sopra di noi dovranno temerci a lungo. Prossima sfida con la capolista in casa della capolista, partita proibitiva come lo è stata quella con l'Ania, ovviamente dovrà da parte vostra esserci un tutt'altro approccio. Sì, sono quelle partite dove noi non abbiamo niente da perdere, non servirà a guardare, ho già detto alle ragazze, non servirà a guardare il risultato, ma la nostra qualità del gioco. Sarà una partita per crescere. Anche perché comunque qua in casa non abbiamo perso 3-0 per carità, ma abbiamo fatte soffrire soprattutto al secondo set. L'obiettivo è farle soffrire di più rispetto all'andata, quindi magari anche portare via un set, se non 2 sarebbe ideale, ma l'obiettivo che devono avere le ragazze bene in testa è quello di migliorare il nostro livello di gioco come abbiamo fatto questa sera.